Buonasera, buon pomeriggio cari amici di Rubrica Sicilia. Oggi parliamo di Sicilia, ma parliamo soprattutto di bellezze e di valori della nostra terra. Ritorniamo a fare le nostre dirette e oggi iniziamo con una valida rappresentante della nostra terra. Siamo qui con una cantante bravissima, soprattutto siciliana. Adesso la conosciamo, lei è Ludovica Gleotta. Ciao Ludo, come stai? Buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito, sono felicissima di essere qui in questa chiacchierata virtuale. Esatto, esatto. Parlavamo di sicilianità. Tu ormai sei siciliana, canti e No. balli in siciliano, ma adesso scopriremo meglio come nasce tutto, ma soprattutto quando nasce un artista c'è sempre un evento, un qualcosa che scaturisce, ecco, un seme che scaturisce quella passione, no? Come nasce la tua voglia di cantare, di ballare in siciliano? Allora, la mia è una storia un po' particolare perché io inizio all'età più o meno di 8 anni facendo teatro per puro caso, perché mancava una figura maschile, mancava un bambino in questa commedia teatrale. Io mi sono buttata così in scena in queste vesti e da lì ho proprio ammirato e mi sono innamorata del mondo dello spettacolo in generale e ho iniziato a studiare, oltre a continuare a fare le commedie, ho iniziato a studiare danza appunto, quindi latinoamericano, hip hop, eccetera. Una sera vado a fare, c'era una serata karaoke, sai, nelle pizzerie, quelle così, e io ero con i miei genitori, una serata così con amici, prendo il microfono e inizio a cantare. Mia mamma effettivamente si rende conto che fossi intonata e da lì inizio a fare un po' di concorsi. Il mio primo concorso è stato quello lì per il coro per il Festival di Castrocaro su Rai 1. E lì effettivamente hanno selezionato 25 bambini in tutta Italia e mi hanno selezionato. Quindi da lì poi ho iniziato a studiare ovviamente anche canto e ho iniziato questo percorso. Bene, quindi diciamo, ecco, un merito anche ai genitori, no? Che non è sempre facile, perché forse quando noi eravamo un po' più piccoli, siamo più o meno coetanei, quindi i genitori tendevano, magari no, non cantare, tenti a studiare, vai a fare altro, quindi quando trovi dei genitori che subito vedono un talento, allora dici, aspetta, è giusto ringraziarli, no? E tu quindi inizi giovanissima, già nel 2016 con l'incontro con Mara Maionchi, poi il Festival di Castrocaro, fino a giungere in Lettonia. Ecco, qual è il palco che nei vari eventi che hai fatto che ti ha emozionato di più? Ma guarda, allora intanto mi riallaccio un po' al discorso dei genitori e dico che è una fortuna al 100% avere questo perché al giorno d'oggi, soprattutto se non hai un appoggio anche, ti dico, in passato, quindi quando ho iniziato anche a livello economico, perché comunque ci sono spese notevoli da fare, comunque un investimento a tutti gli effetti, essere seguita in questo modo per me è stato tanto, tanto, tanto importante. Per quanto riguarda il palco, non c'è un palco preferito perché comunque è sempre un'emozione differente per ogni palco. Sicuramente la mia esperienza con Mara Maionchi mi ha segnato tantissimo, proprio tantissimo, perché mai avrei immaginato, ma lo dico veramente con tutto il cuore, che avrebbe scelto me. Non l'avrei mai, mai immaginato. Poi la Lettonia, comunque avevo 14 anni quando ho fatto questa cosa, quindi già a 14 anni, diciamo, calcare questi palchi è stato bello, bello davvero. Difficile. Esatto, è anche Sì. difficile, insomma, per un adolescente che giustamente deve calcare queste esperienze. La Lettonia, no? Cioè, l'esperienza in Lettonia, ecco, sì, è vero che noi italiani, noi questi cantanti, ecco, un po' meridionali, noi del sud, veniamo visti con ammirazione da parte di quei paesi più freddi. Allora, sicuramente la popolazione diciamo che non ha il nostro stesso calore, però posso dirti che io mi sono innamorata di questo paese perché a parte la pulizia, credimi, è stato veramente, ma veramente bello conoscere proprio anche la visione, diciamo, della vita di altri posti. Poi comunque lì io ho partecipato, diciamo, come se fosse il Coca-Cola Summer Festival, però Ok, in Lettonia. Quindi ok. c'erano tanti artisti, è stato un palco in spiaggia, una cosa differente rispetto a quello che si vede solitamente anche qui in Italia.
Quindi ecco, insomma, un palcoscenico diverso, ecco, quindi Bello, ogni bello, volta, sì, sì. diciamo, ha la sua anima, no? E a proposito di anima, il primo singolo non si dimentica mai, no? Il tuo primo singolo praticamente è Solo per me, che hai composto insieme al cantautore Fernando Alba. Qual è il suo significato? E soprattutto che cosa volevi lanciare? Che messaggio volevi lanciare? Sì. Allora, questo è stato un singolo che io e Fernando abbiamo scritto durante il periodo di quarantena, che penso che per chiunque sia stato un periodo comunque abbastanza tosto, sia a livello, diciamo, lavorativo che proprio psicologico, perché poi lì trovandoti magari a casa tutto il giorno, non hai quella vita frenetica che hai tutti i giorni, poi lì devi fare i conti con la mente. Eh, Ci sono alti e bassi, come ci sono nella vita, ci sono anche nella musica, io ne ho avuti tanti. Diciamo che solo per me è come se fosse una rinascita dai miei problemi interiori e poi ho buttato giù tutto con questo singolo insieme a Fernando, appunto. Beh, quello diciamo è stato un periodo diciamo per tutti, ecco, abbastanza Molto, molto. riflessivo e soprattutto ecco, quindi da brutte situazioni possono nascere delle Esatto, bellissime assolutamente. opportunità, ecco. E a proposito di opportunità, no? Cioè un artista deve essere effettivamente completo, no? Ti hanno definito l'artista dalla chioma fiammeggiante che canta e balla in siciliano. Ma com'è ballare in siciliano? Cioè, devi muovere tutto il corpo, devi... Com'è? Beh, allora diciamo che io, per quanto riguarda il ballo, ho sempre studiato altri stili totalmente. Diciamo che è sempre stata diciamo le mie, esibizioni sono state sempre accompagnate da una sorta di ballo, da una sorta di mimica, ma perché è una cosa che mi viene spontanea, nel momento in cui mi vado ad esibire, quindi non c'è mai qualcosa di programmato, è Ok. sempre in base a quello che mi suscita il palco, in base a quello che mi suscita la gente, in base a quello che mi suscita il E brano. forse effettivamente ballare in siciliano è un po' come Venere punta, no? Cioè, che balliamo così all'improvviso. E d'altronde la musica è proprio questo, spirito, libertà, no? Sì, sì, Me- Mentre cantare in siciliano, ecco, il dialetto siciliano è volgare, è invece dolce, si adatta bene alla musica, perché il siciliano, lo sappiamo, ha tante varianti, ma soprattutto è difficile, ecco, inserirlo in un testo, renderlo poetico. allora, io ti dico che mi sono innamorata del siciliano perché mia nonna era la tipica siciliana doc, quella che proprio li conosceva tutti i termini siciliani, quindi lì lei diciamo è stata la mia insegnante durante tutto il mio percorso di vita. Infatti lei nella cover che ho fatto di Catena Figliozzo dopo Pace Eterno è presente perché è la signora che appunto si affaccia nell'ultima strofa e volutamente l'ho inserita. Il cantare in dialetto per certi aspetti secondo me dipende anche dal timbro di voce, tanto dal timbro di voce, quindi ehm, e anche da come viene diciamo scritto, perché esiste il dialetto generale che è il dialetto siciliano e poi esiste il dialetto catanese e il dialetto catanese rispetto alle zone di Catania. Quindi, Esatto. quindi io ho cercato di utilizzare un dialetto che potesse diciamo rappresentare un po' in generale i catanesi appunto e la Sicilia in sé. Ecco, quindi tu infatti hai fatto questa bellissima reinterpretazione di questo testo che parla di Catania, ma soprattutto spettacolare, perché poi, devo dire la verità, il dialetto siciliano è bello, sì, affascinante, però veramente, soprattutto per le ragazze, quanto una ragazza riesce a farlo o a dirlo nel modo giusto, potrebbe essere o volgare o invece elegante. Nel tuo caso è veramente bellissima quella canzone, quindi Grazie. molto molto elegante. Quindi brava, brava. E a questo punto abbiamo parlato della nonna, abbiamo parlato della reinterpretazione di Catania, ma qual è il tuo rapporto di Catania, con Catania? Sei un po' atipica per essere siciliana, no? C'è come colore della pelle un po' più chiaro, eccetera. Sei un po' come effettivamente richiami un po' l'Etna, no? Ecco, forse perché ti hanno definito l'artista dalla chioma fiammeggiante. Ma qual è la parte di Catania che ami di più e quella che invece odi di più, che cambieresti?
Allora, io sono innamorata di Catania con tutti i difetti che ha Catania, perché questo me ne rendo conto anche quando magari parto, vado fuori e dico: "Okay, belle queste città, belli questi posti, però Catania è Catania." Lo dico, ma questo lo dico sempre, sempre. È Poi vero. ci sono i lati più brutti, diciamo, ma come penso ci siano in tutta Italia, e ci sono perché ci sono. Quelli non si possono Quelli non si purtroppo possono cambiare. cambiare, però Catania è affetto, Catania è amore, Catania è tutto per me. Catania è tutto, è vero. Catania poi d'altronde, ma c'è un tuo brano che purtroppo non possiamo far riprodurre a causa di questi problemi della SIAE tra Sì, Facebook e la SIAE, non posso. però c'è un pezzo bellissimo di Sant'Agata, no? Tu hai fatto questa bellissima canzone di Sant'Agata molto pop, ecco, ed è difficile mettere il pop con il sacro, no? Il pop resta sempre il tuo stile preferito, quello che prediligi, quello che ti rispecchia di più. Sì, indubbiamente sì. Io ho voluto anche rischiare, perché comunque anche riallacciandomi, diciamo, alla canzone, alla cover che ho fatto di Catania, è stato un rischio, perché l'ha portata al successo Giuseppe Castiglia, e non è mai stata fatta una versione femminile. Io ho voluto rischiare anche con l'appoggio di Giuseppe, che ringrazio tantissimo, che appunto è presente nel video. Invece nella canzone di Sant'Agata ho voluto, diciamo, fare due versioni. Una versione che appunto parla della storia di Agata proprio come martire, ed è una preghiera a tutti gli effetti per il popolo catanese, e la seconda versione che è sempre lo stesso brano, però che vuole richiamare proprio la festa, la gioia comunque della festa di Sant'Agata, vista non soltanto come appunto soltanto una processione magari per i giorni magari più tristi, eccetera, ma anche una festa, perché comunque noi aspettiamo tutto l'anno appunto la festa di Esatto. Sant'Agata e di rincontrarla appunto. Hai detto bene, questo incontro ecco, con la Santa, nuovamente, tanto desiderato e tanto Tanto, tanto. voluto soprattutto quest'anno è stata la prima volta che, insomma, la nuova prima volta dopo 3 anni di blocco praticamente. Esatto. Beh, abbiamo incontrato misticamente la Santa, ma hai incontrato tu nella tua vita tantissimi artisti siciliani. Qual è il tuo preferito in generale? Il tuo cantante preferito, il tuo artista preferito? Vabbè, il mio cantante preferito in assoluto è Michael Jackson, infatti ho anche Ah, il tatuaggio, quello proprio mi ok. ha, diciamo che io dico sempre che mi ha cambiato la vita, perché io mi ricordo che da piccola proprio restavo incantata davanti al televisore, perché per me è stato sempre un artista a 360 gradi. Quindi, diciamo che quando, lo ascoltavo alla radio, ne rimanevo estasiata dal timbro, ma quando lo guardavo in TV restavo veramente senza fiato, perché comunque era un performer a tutti, gli effetti appunto. Quindi in assoluto Michael Jackson. Michael Jackson, ecco, invece uno un po' più vicino, un siciliano o una siciliana, ecco, famosi in tutto il Mh. mondo, anche non, insomma, che tu guardi, ecco, con un'ammirazione, con un particolare, eh, ecco, devozione, ecco, verso l'artista. Ma guarda, sicuramente magari che si, riallacci più al discorso del dialetto del siciliano, sicuramente indubbiamente Carmen Consoli, quello ovviamente perché è diciamo, l'artista che più si avvicina a questo genere di canzoni qua. Se mi parli di italiani in generale, sicuramente Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà, queste sempre donne che comunque racchiudono un po' tutto lo spettacolo in sé, quindi showgirl, diciamo. Ecco, buono. Dato che hai citato un po' Showgirl che vediamo ultimamente dappertutto nel mondo televisione, qual è il tuo prossimo progetto? Ecco, uno scoop per gli amici di Rubrica Sicilia. Quale sarà il tuo prossimo progetto o se stai scrivendo qualche nuovo pezzo? Sì, sto scrivendo altri nuovi brani insieme a tanti altri artisti con l'aiuto del mio produttore che è Funky Man.
con cui ho fatto l'ultimo brano, appunto quello estivo, perché poi mi sono fermata, avendo studiato alla scuola di Mogol, non ho fatto più nulla, diciamo, perché mi sono soffermata appunto nello studio. Però adesso sto riprendendo questi progetti qui, adesso ci saranno serate, ci saranno eventi, a poco, diciamo, Buono, quindi farò ecco, è buono, quindi diciamo, ecco, poi anche è vero che questa è la primavera estate, ritornano tutti gli esatto, eventi, quindi la musica, ecco, per sempre questa. ritornare alla cosiddetta normalità. Esatto, esatto. Un consiglio per chi come te vuole arrivare al mondo della musica, ecco, usare, cantare, usare la propria voce come mezzo di trasmissione delle emozioni, ecco. Cosa consigli? Di fregarsene di qualsiasi cosa dica la gente, perché la gente parlerà sempre e comunque, diranno che non ce la farai, non ne vale la pena, ma io ho sempre continuato a prescindere da tutto, perché un giorno, si possono avere i successi, un giorno puoi crescere in un altro modo. Io ho sempre seguito le mie emozioni, se è quello che volete fare continuate ad andare avanti. Seguite sempre l'istinto e seguite quello che volete davvero fare nella vostra vita. Bene, bene, hai detto bene, e d'altronde con questa tua frase io ne aggiungo un'altra, dato che hai citato Michael Jackson di poco fa, che diceva di tutte le cose che farai, la gente ricorderà sempre solo le peggiori, se non le hai mai fatte, le creerà dal nulla. Ecco, quindi fatele, siate coraggiosi e soprattutto inseguite i vostri sogni. Beh, Ludovica, io ti ringrazio, d'altronde metteremo nei commenti i link ai tuoi canali così possono scoprirti, possono Okay, ascoltarti e raggiriamo così l'incomprensione tra Max Zuckerberg e la SIA italiana. E niente, quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo, ti ringraziamo grazie. per essere venuta ospite in questa nuova puntata di Grazie a Rubrica voi. Sicilia e continuate a seguirci e condividete questo argomento. Grazie Ludovica, ciao a Grazie a tutti. voi, buona serata.